Buongiorno. Un sacco di robe oggi. Tanto vi tranquillizzo, non è che domani ci siamo, Domani non ci siamo. Sì, faremo una volta alla settimana, insomma, quando serve. Oggi abbiamo avuto la necessità di fare 2 giornate, consecutive, scusa, non mi veniva la parola, perché ieri abbiamo appunto fatto l'annuncio, l'appello per i tamponi e fatto un punto della situazione, e oggi la dottoressa Russo vi dà un ulteriore, cioè si va oltre il muro del suono rispetto alla ricerca del contagiato, e questo ci serve sempre per fare un buon contact tracing e per fare azione di cordone sanitario. Allora, poi vi dirò anche della scuola, perché poi alla fine abbiamo, dopo lunga e travagliata riflessione, abbiamo anche deciso per la scuola, ma ve lo dico dopo. Test rapidi, se no cambiano canale, no? Come si dice? È proprio ormai è un televendita. Insomma. Cosa? No, televendita di notizie, mica di... Allora, tasi che d'estate avevo bene a voi altri che facciamo sta robe. Allora, test rapidi 5.300.000, test molecolari 5.709.000. Abbiamo superato gli 11 milioni oggi. Sono esattamente 11.009.699 test fatti in 17 mesi, 16 mesi. Quindi 11.009.699. Ho avuto la necessità, l'annuncio, l'appello per i tamponi e fatto un punto della situazione, e oggi la dottoressa Russo vi dà un ulteriore, cioè si va oltre il muro del suono rispetto alla ricerca del contagiato, e questo ci serve sempre per fare un buon contact tracing e per fare azione di cordone sanitario. Allora, poi vi dirò anche della scuola, perché poi alla fine abbiamo, dopo lunga e travagliata riflessione, abbiamo anche deciso per la scuola, ma ve lo dico dopo. Test rapidi, se no cambiano canale, no? Come si dice? È proprio ormai è un televendita. Insomma. Cosa? No, televendita di notizie, mica di... Allora, tasi che d'estate avevo bene a voi altri che facciamo sta robe. Allora, test rapidi 5.300.000, test molecolari 5.709.000. Abbiamo superato gli 11 milioni oggi. Sono esattamente 11.009.699 test fatti in 17 mesi, 16 mesi. Quindi 11.009.699. I positivi nelle ultime 24 ore quanti sono? 97. Questo è il risultato della scelta di sanità pubblica che abbiamo fatto noi. Vi ricordate che ieri erano 45 su 5.000 tamponi? Oggi sono 97 su 25.176 tamponi. Cioè stiamo facendo tamponi in maniera smisurata per trovare 97 positivi. Infatti l'incidenza, eccola qui, è 0,38. Quindi abbiamo fatto ieri 25.176 tamponi, 25.176 tamponi, 97 positivi, 0,38 di prevalenza, giusto si dice più che incidenza? Rapporto. No. Sì. Si chiama incidenza? Rapporto di positività. Ma non veniamo mai uno. E la prevalenza che cos'è? La prevalenza è il numero di casi, e la fotografia è il numero di casi totali. L'incidenza è il numero di nuovi casi su tutta la popolazione. Questo è il rapporto di positività. Rapporto di positività? Vabbè, ma i migliori ce li abbiamo noi. Allora, ci interessa cosa? Sottolineare che la Regione Veneto, controcorrente in questa fase, noi abbiamo un'indicazione di fare 150 tamponi ogni 100.000 abitanti, che sono, vi ho detto, sono circa 7.500 tamponi al giorno. Notare la cifra, ne facciamo 25.000. Vogliamo crescere ancora di più. Quindi ringrazio i cittadini che si sono messi a disposizione o che si metteranno a disposizione per fare tamponi. Perché, come vi ho detto ieri, è facile dire bisogna fare tamponi, ma bisogna anche che qualcuno ti dia a disposizione il suo naso per fare i tamponi.
Una rassicurazione: non facciamo più i tamponi super invasivi che ti fanno piangere, ti fanno ricordare di quando eri bambino, perché adesso abbiamo quello in fossa nasale, o addirittura stiamo già utilizzando su vasta scala, sono delle USC che hanno già iniziato il salivare molecolare, che abbiamo sperimentato all'inizio con il professor Plebani, abbiamo fatto tutta una serie di attività. Questo addirittura è sostanzialmente un ciupa ciupa, un lecca lecca che lo tieni in bocca, mi sembra 3-4 minuti, poi lo metti dentro una provetta e vai in laboratorio e via. Vi dico già che l'indicazione, adesso la dottoressa preparerà una circolare ancora più corposa per domani, ma l'indicazione che abbiamo dato ai direttori generali, che domani ripeteremo alla riunione che faremo alle 8:30, quindi i direttori che ci ascoltano anche in diretta sappiano domani mattina alle 8:30 ci troviamo, è quella di fare il tampone, diciamo di renderlo disponibile, e quindi faccio appello a tutti i cittadini che si fanno la prima dose, di poter fare il tampone a chi si fa la prima dose nei centri vaccinali, quindi tampone nei centri vaccinali prima dose. Non è obbligatorio, però è fortemente raccomandato perché ci danno una mano a monitorare lo stato di salute della popolazione, e anche gli accompagnatori. I tamponi in questo momento in Veneto sono gratuiti nelle strutture pubbliche, quindi se uno vede un centro tamponi e dice ma mi fermo e faccio un tampone, si ferma e si fa il tampone. Questa è l'indicazione che abbiamo dato a tutte le ULSS. Sì. Sì. Diciamo che non è così ufficiale, adesso ve lo diciamo in maniera ufficiale, non è ovviamente obbligatorio, non ho voluto fare un'ordinanza, però insomma si sappia che pian piano in tutti i centri vaccinali lo stanno già facendo, ma pian piano vogliamo portare a regime, perché abbiamo uno spaccato di popolazione che è unico. Mediamente su 40.000 dosi, quando va male ne abbiamo 15.000 di prime, quindi aver 15.000 tamponi di una popolazione che è variegata, eterogenea, rappresentativa della popolazione veneta. Vi ricordo che adesso abbiamo tanti giovani dentro i centri vaccinali con le prime dosi, non è una roba da poco. Quindi se al centro vaccinale vi dicono guardi ci sarebbe da fare anche il tampone, per favore fatelo, vi portate a casa così il vaccino e un certificato del tampone, gratis. Ah, lo può chiedere. Per noi è solo grasso che cola, perché cerchiamo volontari. Sì, ma è che è la stessa persona che potrebbe andare in un centro tampone e farsi il tampone, no? Anzi, bisogna ricordarsi anche di specificare questa roba nella circolare, che se i seconde dosi vogliono il tampone, poi non ci sia sempre, come si dice? Sì. Domani lo scriveremo formalmente, ben venga la domanda, però si va avanti sempre su base volontaria, ragazzi. 425.796 sono i positivi in totale. Qua ve lo ricordo ogni tanto, vuol dire che metà di questi non hanno avuto sintomi, l'altra metà ha avuto sintomi, sono circa 210.000, e dei 210.000, 20.000 li abbiamo dovuti ricoverare. Quando si sente parlare di cure domiciliari, sì, le cure domiciliari, voglio ricordare che molti medici in totale anonimato, lavorando, parlo di medici di base, parlo delle USC, i nostri medici, hanno curato 210.000 persone a domicilio. Cioè, non è che nessuno se ne è accorto, noi ci siamo accorti e vediamo i numeri. Positivi di oggi 4.652. Ricoverati totali 249, sono meno 2. Così distribuiti 236 in area non critica e 13 in area critica, cioè terapie intensive. Le terapie intensive peraltro stanno pian piano tornando alla normalità, sono in totale con quelle non Covid 362. Sul fronte dei decessi, seconda o terza giornata, 0 decessi. Quindi siamo alla terza giornata o quarta giornata, adesso non mi ricordo. E dimessi 22.198. Allora, decessi, seconda o terza giornata, 0 decessi. Quindi siamo alla terza giornata o quarta giornata, adesso non mi ricordo. E dimessi 22.198. Allora,
Non dobbiamo preoccuparci del numero che è salito da 45 a 97 positivi, perché abbiamo quintuplicato i tamponi fatti. Siamo passati da 5.000 tamponi con 45 positivi a 25.000 tamponi con 97 positivi. Tanto è vero che ieri avevamo intorno all'1 di incidenza, definiamola così, e oggi abbiamo 0,38. E vogliamo crescere ancora di più con i tamponi se ce la facciamo. Guardate, questo è più difficile oggi fare tamponi, diciamo, è più difficile fare 30.000 tamponi oggi che 70.000 a dicembre. Sembra quasi un'assurdità, ma questi sono i dati che ci vengono fuori. E con i vaccini stiamo andando avanti benissimo, vi dico solo che stiamo arrivando ai 4 milioni e mezzo di dosi, siamo a 4 milioni e 400.000, 2 giorni saremo a 4 milioni e mezzo. Prime dosi inoculate sono 2 milioni 740.000 965, allora prime dosi 2 milioni 740 965, seconde dosi 1.663.000 564. In totale abbiamo 4.404.000 dosi. Ecco, per dirvi, ieri prime dosi abbiamo avuto 14.687 prime dosi, che sarebbero, se tutti fanno il tampone, 14.000 tamponi, senza andare tanto in giro per le strade, per le piazze o a sagre o aziende. La dottoressa Russo, poi io passo la parola alla dottoressa Russo. Sì. La dottoressa Russo oggi vi parlerà, anzi prima vi dico della scuola, poi vi dico della dottoressa Russo. La scuola, allora, noi ieri abbiamo ascoltato tutti gli appelli. Onestamente abbiamo cercato, e qua devo ringraziare anche l'assessore Donazan, aveva portato una delibera in giunta, abbiamo, come si vede, atteso un attimo perché c'era questo appello dei balneari, la necessità di pensare alla stagione, insomma, capite, voglio ricordare che poi la data è stata oggetto di discussione, poi c'è stata questa festività ebraica, no? Quindi l'apertura delle superiori il giorno 16 che coincideva, anzi oggi coincide ancora col Kippur, che è una festività ebraica, in segno di assoluto rispetto, come abbiamo anche per le altre comunità, e comunque era un errore. È una data che sarà stata indicata dall'ufficio scolastico regionale. Vabbè, ma è un errore umano, insomma, capita. Dopodiché sono inseriti giustamente gli operatori del mondo balneare e alcuni operatori dicendo ma se ci fosse, visto che state ragionando, insomma, abbiamo lavorato su una data del 20. Abbiamo visto e rivisto questo dato e alla fine abbiamo dovuto rivederlo e vi spiego anche perché. Perché la rassicurazione di avere le scuole comunque aperte, come abbiamo annunciato ieri, anche a scuole chiuse, sembra quasi un controsenso, cioè la possibilità che i bambini, i ragazzi possano comunque andare a scuola a fare quei dopo scuola, quei corsi integrativi, insomma, non c'è stata data, nel senso che c'è un'indicazione ministeriale, ma non tutti saranno aperti, quindi avremo creato disagio alle famiglie. Qual era la situazione, anzi, qual è la situazione oggi prima dell'annuncio che vi farò? La situazione che era decisa fino ad oggi era 13 settembre apertura delle elementari e delle medie, io lo chiamo così, e che sarebbe il primo ciclo, lo chiamano, no? E il secondo ciclo, cioè le superiori, il 16. Allora abbiamo visto, considerata la data del 16, che non è sostenibile, il 20 crea un disagio oggettivo perché il primo ciclo, cioè elementari e medie, si ritrovano 6 giorni in più, cioè si ritrovano di fatto una settimana di vuoto dove i genitori devono pensare a questi bimbi dove portarli, non tutti vanno in vacanza a settembre. E tutto ciò premesso, la decisione della Giunta è questa: il primo ciclo e il secondo ciclo aprono il 13 settembre, le scuole finiscono l'8 giugno. Noi abbiamo tentato di lavorare per il 20, ma oggettivamente non puoi mettere in difficoltà le famiglie. Se le scuole fossero state tutte aperte per i bimbi, l'avremmo lasciato il 20. E quindi anche la notizia che è circolata ieri era vera, ma non è praticabile e poi verificato fino in fondo. Però ufficialmente io dichiaro questo: primo ciclo, secondo ciclo, cioè tutte le scuole del Veneto il 13 di settembre aprono, finiscono l'8 di giugno,
Le scuole di infanzia aprono il 13, finiscono il 30 giugno. Possono anticipare, ovviamente, poi hanno libertà di fare quello che vogliono le scuole dell'infanzia, per rispondere alle esigenze delle famiglie. Vacanze natalizie. E qua si fanno una bella vacanzone a questo punto. Quindi pensiamo anche alla montagna, come si dice. Dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022. Vuol dire che rientro a scuola il 10 gennaio, perché l'8 è sabato. Quindi praticamente stanno a casa dal 24 dicembre al 10 gennaio. Rientro a scuola il 10 gennaio. Tutto qua. Questo non mette nei guai non nei guai, in difficoltà, prego? 13. Primo e secondo ciclo il 13, cioè elementari, medie e superiori. Scuole di infanzia il 13, ma possono iniziare quando vogliono. Fine 8 giugno. Ecco, a me spiace che se c'era la possibilità di dar modo ai genitori di avere l'accudimento dei bimbi, dei ragazzi, in tutte le scuole del Veneto, magari potevamo tentare questo 20. Però ovviamente non si chiudeva l'8 giugno, ma si sarebbe chiuso il 14 giugno. Però insomma, tutto ciò premesso, la comunicazione ufficiale della Regione è questa. E ringrazio anche l'assessore che aveva già la delibera pronta e insomma ci abbiamo lavorato sopra con i dirigenti, con l'ufficio scolastico regionale. Ringrazio anche la dottoressa Palumbo e il dottor Romano. E faccio gli auguri alla signora Antonietta Grosso, che ieri per mia dimenticanza, ce l'avevo scritto, ha compiuto 106 anni di Nervesa della Battaglia, quindi auguri di buon compleanno in ritardo di un giorno alla signora Antonietta Grosso, che ha fatto 106 anni. La dottoressa Russo oggi vi parlerà di un piano di sanità pubblica unico nel suo genere, mutuato da esperienza internazionale, primo assolutamente in Italia, che segue pedissequamente, diciamo, circolari dell'ACDC e quindi il Centro di Controllo delle Epidemie, delle Pandemie e tutto quello che è a livello comunitario. Ed è un approccio innovativo, non neghiamo che sarà anche sperimentale per certi aspetti, ma è anche, diciamo, sperimentale nel senso che noi partiamo, ma ha sicuramente fondamenta scientifiche, collaudate, dimostrate, come vi spiegherà lei, e soprattutto un modello che io e l'assessore guardiamo con attenzione quando ce l'ha proposto, perché vorremmo mettere al sistema per tutto il Veneto, in Veneto e anche nell'autunno se dovesse esserci qualche difficoltà. Diciamo che questo va oltre l'immaginario, va oltre le solite dichiarazioni, bisogna fare i cerchi concentrici, bisogna fare il contact tracing, bisogna fare tamponi. Qua c'è una visione un po' più strategica, anzi molto più strategica. Passo la parola alla dottoressa. Io, scusate, c'è come. Grazie. Io il progetto lo conosco già. E la dottoressa mi perdona, no, voi avete domande da farmi, no? Dai, me lo lasci. No, mi scusi. No, volevo giustificarmi perché oggi purtroppo, non purtroppo, ci vado volentieri, ma purtroppo c'è il funerale della povera Elisa Campeol e quindi vado via subito perché voglio essere anche puntuale. La nostra comunità ha vissuto un'autentica tragedia, voi potete immaginare insomma con che animo vado a questo funerale. Poi c'è, insomma, la conoscete tutti, la vicenda di Elisa che è stata accoltellata, ammazzata così barbaramente in questa, non so se si possa chiamare follia, perché la follia è ancora poco rispetto a quello che è accaduto. Direi anche lucida follia per certi aspetti, no? Lucida e irrazionale follia. E la povera Elisa ci ha rimesso la vita in maniera fra l'altro molto violenta. Se avete domande poi io scappo. Scusi dottoressa. Allora comincia Filippo Tosato. Allora guardi, estremamente sintetica, già erano esplose proteste politiche per il posticipo della scuola, ci sono note eccetera che evidentemente sono... Che noi non abbiamo visto. Le abbiamo viste noi, ma insomma che sono superate a sto punto dalla decisione che avete assunto. Una cosa,
l'idea di posticipare l'inizio della scuola, che poi si è rivelata impraticabile, nasceva soprattutto da ragioni di carattere economico, turistico, dall'appello ai sindaci, agli imprenditori, o c'erano anche ragioni di carattere, come dire, sanitario? No. L'ho spiegato ieri. Noi avevamo questa data che c'era data come indicazione dell'ufficio scolastico regionale del 16. Il 16 corrispondeva al Kippur. Parallelamente è arrivata un'istanza del mondo dei balneari dicendo: ma potete valutare, loro non sapevano che noi avevamo questo problema della data, perché è una decina di giorni che ne parliamo al nostro interno, tanto è vero che l'assessore Donanzano ha portato la modifica per la data al 13, che è esattamente quello che vi ho detto io oggi. Avendo visto questa istanza, abbiamo detto ieri: fermiamoci un attimo, valutiamo se riusciamo a portarlo al 20. 13-20 sono 5 giorni feriali in più, tutto qua. C'è proprio una banalità unica. Avendo la garanzia, però questo ieri in giunta l'abbiamo detto, di valutare che ci siano tutte le scuole comunque aperte in quella settimana dal 13 al 20. Quando stamattina ci hanno detto: guarda che non sono tutte aperte, perché il modello non è a regime, allora ho detto: se era a cartellina torniamo al 13 e chiusa lì. Quindi io di queste proteste non so niente, sinceramente. Cioè, che non passi l'idea che mi ha fatto retromarcia, assolutamente no. Cioè, non sta in piedi, non sta assolutamente in piedi se le scuole sono chiuse. L'ho detto ieri, No, ma guardi, le proteste non è che siano dei passaparola, o che le abbiamo sentite al bar. Ci sono comunicati dal ministro D'Incà al PD, a Lorenzoni, insomma, perché sostengono che un eventuale posticipo, un eventuale ritardo avrebbe danneggiato l'attività didattica e anche messo in difficoltà le famiglie. Ma a questo punto mi pare... Sì, però vorrei che fosse chiaro, che io ieri l'ho detto, cioè, insomma, c'era Alda che sentiva, che ho specificato, c'è da verificare che le scuole siano aperte, perché se le scuole non sono aperte in questa settimana di posticipo, non si fa, e quando abbiamo verificato che non sono tutte aperte è chiusa lì. Se non sai che modifichiamo a data perché D'Inca fa il comunicato. Alda Vanzan. Presidente, buongiorno. Ieri il generale Figliuolo ha rassicurato le regioni dicendo che tra l'altro oggi avrebbe avuto non l'ha detto lui, ma si è saputo che avrebbe avuto un incontro con alcuni presidenti di regione e ha rassicurato nuovamente le dosi ci sono, vaccini. 2 domande. Si sente rassicurato dal fatto che i vaccini, le dosi arriveranno? È uno dei presidenti che il generale Figliuolo intendeva incontrare? A me risulta che il generale Figliuolo incontri tutti i presidenti, da quello che ho capito, e faccia dei one-to-one, no? Cioè, degli incontri a 4 occhi con ogni presidente. Io ho fra l'altro un buon rapporto con il generale, quindi lo sento senza problemi. I vaccini ce li abbiamo e quelli che abbiamo li inoculiamo, punto. Se la domanda è: ne avete a sufficienza, ne vorremmo molti di più. Ma non è neanche colpa di Figliuolo, perché Figliuolo alla fine c'ha un contrattino in mano, che è il contratto europeo, quindi lui sostanzialmente tiene la contabilità delle consegne rispetto a quel contratto ed eventualmente, come si può dire, mette in mora i fornitori se non rispettano il contratto. Ma ricordo che i fornitori hanno un contratto un po' a maglie larghe, nel senso che loro hanno le forniture a trimestre, per cui possono darti 0 vaccini per 2 mesi e mezzo e poi darteli tutti nelle ultime 2 settimane per fare il trimestre, no? E lei quando avrà l'incontro con il generale? Non ne so nulla, magari lo chiamerò, sentirò come vuole organizzarsi. Una totale informalità. Se c'è una cosa che va riconosciuta, la disponibilità del generale Figliuolo, cioè non è una persona, cioè, insomma, si chiama il telefonino, trasquilli, Massimo risponde. Come faccio io? Cioè, se mi fai un articolo... Ci sono Michele Nicorussi Moro. Cosa vuoi dire, che non rispondo al telefono? No, ogni tanto sì. Rispondo quando posso. Dunque, vorrei chiedere 2 cose molto rapide per allora dire una cosa importantissima alla gente, anche perché vedo che ci sono Croce Rossa e altre organizzazioni che hanno allestito questi gazebo importantissimi anche nelle stazioni per fare i tamponi. Allora, se magari poteste dare un messaggio chiaro: io, cittadino qualsiasi che ho già fatto tutte e 2 le dosi dei vaccini, che ho una qualsiasi età, posso venire da voi nei vostri centri vaccinali in qualsiasi momento a fare il tampone? Sì. Devo portare, che ne so, il certificato centri vaccinali, i Covid point, non è che possiamo utilizzare il centro vaccinale per fare i tamponi. Nei Covid point, certo. Nei punti tampone.
Perfetto, devo portare l'impegnativa del medico, No. mi devo prenotare. No, l'abbiamo detto ieri tutte queste Perfetto, robe. però è meglio ridirla perché ci sono sempre gente che ci scrive. Accesso libero in questa fase, diciamo, stagionale, Sì. nella quale l'interesse della Regione è quello di adempiere a un piano di sanità pubblica ambiziosissimo. Cioè noi stiamo facendo tamponi oggi che sarebbero obbligatori per una zona arancione, per capirci. Cioè vuol dire che cioè, i negozi chiusi, i confini comunali chiusi, noi dovremmo fare i tamponi che facciamo oggi. Ok. Ne vogliamo arrivare ai tamponi che dovrebbe fare una zona rossa, questo è il nostro obiettivo. Ah, ok, perfetto. Però è difficile, cioè, giustamente i cittadini cioè, non hanno il raffreddore, dico perché devo farmi il tampone? In che senso? Sono 150 zona bianca per 100.000 abitanti, 250 Sì, zona- gialla, mi sembra sia, sì. Poi 300-350 per la zona arancione e da 500 ai 600 per l'area rossa. se voi prendete 500, fate 300, sono 5 milioni di abitanti, 5 per 3, 15, sono 15.000 tamponi, noi abbiamo fissati 30.000, sono 600. Quindi noi stiamo facendo tamponi da zona rossa. Arancione, Ok. arancione piena. Vorremmo fare un gradino in più e riuscire ad arrivare alla rossa, ma abbiamo un sacco di difficoltà. Non è colpa di nessuno. Io ieri ne ho fatti 3 per dare un po' di mano. 3 ne ho Anch'io fatti. uno oggi. Ieri sono andato su 3 posti, 3 tamponi. Mi sono beccato anche un rinofaringeo. Ecco. Rapido però. Volevo dire, guardate che non funzionano questi. Li trovo dappertutto. No, ma non me li ha fatti la sanità del Veneto. Sono andato al vostro convegno. Ah. Che quindi non c'era un presidio sanitario nostro, ma c'era un presidio sanitario privato. Ci hanno fatto tampone rapido per l'accesso alla... ma è giusto così, insomma, penso che l'organizzazione va bene così. Ecco, la seconda cosa che dobbiamo dire alla gente, perché è importante quello che avete detto, non ci sono più i tamponi invasivi di prima, ma abbiamo il tampone nella fossa nasale. Questo accade in tutti i Covid point o solo in alcuni? Perché le macchinette costano anche parecchio. No, noi abbiamo comunque il tampone rapido, le macchinette sono c'è la terza generazione, poi abbiamo i tamponi rapidi che si utilizzano. Io ieri, per dire, da loro ho fatto il tampone rapido. Ecco, ma il tampone rapido, quello che la gente conosce, insomma, per dire Fossa nasale, per capirci. Esatto. Sì, sì. Benissimo. Poi la dottoressa Russo nel piano di sanità pubblica, lo dobbiamo dire per onestà, ha previsto anche un 40% sul totale di tamponi molecolari. Ah, ok. O saranno pure salivari molecolari, insomma. Sì, molecolare o salivare o... Visto che l'ho studiato. Classico, sì. Ecco. E l'ultima cosa, l'Istituto Superiore di Sanità attraverso il Ministero ha, diciamo, esortato le regioni a tenere alto il numero di tamponi per la ricerca delle varianti. Siamo i numeri 1 in Italia, andate a controllare tutti i tamponi che volete rapportati al numero di abitanti. Perfetto, quindi il fatto di mantenere alto questo numero, di cercare di andare tra i 25.000 e i 30.000 è dovuta anche alla necessità di tipizzare i tamponi. Ecco, Noi al sequenziamo momento, tutti i positivi ecco, che troviamo. questo volevo chiedere, infatti, la percentuale di caratterizzazione dei tamponi è 100% dei Sì, positivi? sì, in questa fase sì. E abbiamo fatto anche un network di microbiologia oltre all'istituto zooprofilatico. Domani mattina sarò all'inaugurazione del nuovo centro di Buttapietra. Sì. Abbiamo messo in rete anche altre microbiologie, sono Vicenza, Venezia, Treviso e poi Verona, Padova. Cioè stiamo allestendo laboratori di sequenziazione in tutte le microbiologie Allora, del Veneto. Vicenza, Venezia, Padova, Verona. Verona. E c'era anche Mestre? Venezia, io lo chiamo Venezia. Ah, quindi lo chiamate Venezia. No, è per specificare, più istituto zooprofilattico. Ok. E al momento ci sono delle varianti nuove oltre alla colombiana? No, non abbiamo. Abbiamo in 26-27 casi di Delta, abbiamo brasiliana, un po' di nigeriana, abbiamo l'inglese, solito. Abbiamo l'inglese, ma più che altro Delta e variante Gamma, che è quella brasiliana. E la Delta adesso a che percentuale è? Abbiamo i dati ieri, sono 27. 27 casi. No, la percentuale, perché eravamo arrivati... 11,11%, Ecco, gli ultimi dati. gli ultimi ministeri. dati. Sì, sì. Perfetto. Al momento però va detta una roba sulla Delta, che è un po', poi se vuole ricordare, la dottoressa ha approfondito il caso inglese. Sì. No, perché sembra che gli inglesi fanno sempre tutto bene, no? No, sono passati dal 7 al 94%, in Inghilterra non va tutto bene. No, ho sentito dire che in Inghilterra sanno come fare, noi no.
Però volevo dire, sull'inglese la dottoressa ha fatto un giusto approfondimento rispetto all'ospedalizzazione, che non c'è. Ma infatti anche da noi il tema della variante Delta è un tema che ci dice che abbiamo asintomatici di fronte sostanzialmente in questa fase. Anche la mamma del bimbo caso indice di 10 anni di Padova è una sintomatica vaccinata con 2 dosi di RNA messaggero. Vuol dire che il vaccino copre la variante inglese. Al momento sì. Perfetto. Segnatevi la data, ho detto al momento. Presidente, l'ultima cosa, Dimmi. prima che lei debba scappare, volevo capire se anche il Veneto, so che la conferenza delle regioni aveva chiesto un appuntamento a Figliuolo su questo tema, ha il problema di non avere abbastanza vaccini per farli anche ai turisti. Succede anche da noi? Allora, noi al momento non abbiamo grosse richieste, perché noi ragioniamo col tema del buon senso, di risolvere i problemi e di dire che almeno uno deve fare una permanenza di 15 giorni. Abbiamo avuto, mi ricordo, una richiesta da una signora lombarda che si fa 3 mesi in montagna, la figlia ci ha chiesto la cortesia di poter risolvere il problema e gliel'abbiamo risolto, l'ha fatto la dottoressa Carraro. Ma richieste sinceramente da stare qui con un call center a rispondere, no. Se ne contiamo sulle dita di una mano. Quindi finora più o meno quante richieste avete È esattamente ricevuto? quello che vi ho detto io, però è un servizio, no? Quindi una decina di richieste? Sì, ma penso neanche. Neanche? Dobbiamo avere il requisito di 15 giorni, poi uno si programma, io non mi programmerei mai la vacanza per andare a vaccinare in un'altra regione, dai. Ma non era una settimana la permanenza, Presidente? Perché mi pareva in delibera di aver visto una settimana. Sì, loro dicono una settimana, ma secondo me noi abbiamo sempre detto 15 giorni. Sulla sua circolare, dottoressa, non era una Sì. Ecco. Sì, però noi diciamo sempre che abbastanza lunga. noi come messaggio diciamo che almeno ha fatto i 15 giorni in Veneto per essere vaccinato la seconda dose. Però guardate, non è un'esigenza che ne viene fuori, ma è un segnale di grande disponibilità che noi vogliamo dare ai nostri ospiti. Considerate che è partita da qui l'idea di vaccinare i turisti e il generale Figliuolo ha detto ok, ci coordiniamo. Adesso vedremo di capire quei numeri. Appunto. Ok. Va Grazie. bene, chiediamo dopo all'assessore Lanzarini. L'assessore è qui a disposizione. Gli arrivi dei vaccini, ce li Sì, dice sì, vi l'assessore? dà tutto. Ok, Adesso, grazie. dottoressa Russo. Grazie. Grazie, scusatemi. Allora, parola alla dottoressa Russo, grazie. Allora, buongiorno a tutti, il Presidente mi ha già anticipato. Allora, in effetti, come insomma si è detto finora, l'attenzione in questo momento di tutta la sanità pubblica è quella di individuare più casi possibili e soprattutto di individuare se si tratta di casi associati a variante oggetto di preoccupazione. È una preoccupazione, riprendendo il concetto, a livello nazionale e a livello internazionale, proprio perché il virus presenta altre caratteristiche. Quella che ci preoccupa in maniera particolare in questo momento è la variante Delta, la circolazione della variante Delta, lo sappiamo, perché presenta una contagiosità molto più alta rispetto anche alla variante inglese. Quindi l'obiettivo appunto è quello di trovare e circoscrivere la presenza di questa variante, perché in questo momento diciamo siamo anche in una fase di bassa circolazione in generale del virus e ci troviamo in una condizione anche favorevole per cercare di individuare, perché adesso il contact tracing è sicuramente più sostenibile proprio per l'esiguo numero di casi e quindi dobbiamo, l'abbiamo anche ripetuto più volte in questo contesto, cercare di allargare il più possibile, diciamo, l'isolamento e la quarantena, soprattutto insomma la quarantena attorno al caso. Allora abbiamo proceduto per fare una sintesi, per dare un contesto di continuità rispetto a quello che stiamo facendo, quello che sono l'aumento dell'offerta del test, e ne abbiamo parlato, e serve ad individuare eventuali casi di soggetti che presentano una scarsa, pochi sintomi o addirittura sono asintomatici. Poi abbiamo il contact tracing allargato. Il terzo tassello è rappresentato dalla vaccinazione. Noi vogliamo aggiungere qualcosa a quello che è il concetto, insomma, di protezione attorno al soggetto. Cosa vuol dire? Al soggetto che presenta variante, quindi attorno al caso di variante. Attorno al caso di variante ci siamo posti l'obiettivo di creare
sia a livello di frequentazione di quelle che sono le comunità e la vita che frequenta il caso, sia a livello proprio spaziale, geografico, creare un'area geografica protetta dalla vaccinazione e un'area di frequentazione sociale e familiare protetta con la vaccinazione. Adesso spiego. Allora, attorno al caso noi facciamo un'indagine epidemiologica, il classico contact tracing, che individuiamo i contatti, intanto i contatti familiari e poi i contatti sociali, se sono stati in piscina, se hanno frequentato il centro estivo oppure se la persona lavora. Allora, tutti i soggetti che mettiamo in quarantena, al termine della quarantena, cioè al 10° giorno, se questi risultano, non hanno avuto sintomi e finiscono la quarantena, offriamo a questi, indipendentemente dall'età, quindi a qualsiasi fascia d'età appartenente, naturalmente quelle previste insomma dalla vaccinazione a partire dai 12 anni, offriamo la vaccinazione informativa. Quindi tutti quelli che sono stati messi in quarantena, che siano familiari, che siano contatti lavorativi, che siano contatti della vita di comunità, della vita sociale, offriamo la vaccinazione. Oltre a questo, offriamo la vaccinazione non soltanto ai contatti, diciamo familiari e non, ma anche a tutto l'ambiente che questi hanno frequentato. Per dire, se abbiamo un caso di una persona che si trova in un ambiente lavorativo, in quell'ambiente lavorativo, attraverso il medico competente, tra l'altro è una strategia già portata avanti attraverso delle procedure condivise sia a livello regionale che a livello nazionale, a tutti i lavoratori che si trovano in quell'ambiente. Quindi questo costituisce un'occasione non solo opportuna, ma anche di creare un ambiente libero dal Covid al soggetto che già ha avuto la malattia. Okay? Secondo, estendiamo, abbiamo detto, oltre alle persone, alla comunità che ruota attorno al caso, questo ha due ordini di fattori, due ordini, diciamo, di giustificazione, per se vogliamo individuare il razionale. Uno è che attorno al caso magari abbiamo dei contatti che noi non abbiamo individuato come contatti, perché o non ci è stato detto o non è stato valutato come contatto, e quindi in questo modo potremmo con la vaccinazione, diciamo, proteggere intanto il soggetto. E poi superare anche l'esitazione vaccinale, perché spesso chi si trova attorno a un caso, direttamente o indirettamente, vede da vicino che cosa significa aver avuto, diciamo, il pericolo di aver corso, anzi il pericolo di avere contatto con il virus e quindi di contagiarsi. Questo rappresenta, secondo noi, una motivazione in più che il soggetto può ricevere dal fatto di avere questa offerta che naturalmente è volontaria. A parte questo, quindi, che è il contesto in cui la persona vive o lavora, c'è l'ambito geografico di localizzazione del soggetto stesso, del caso stesso. Che vuol dire? Vuol dire che se abbiamo un caso in un condominio, noi pensiamo di offrire la vaccinazione a tutto il condominio, a tutte le famiglie che fisicamente si trovano dove si trova il caso, non perché questi abbiano avuto un rischio particolarmente alto, perlomeno non lo è in questo momento, ma perché secondo noi rappresenta una possibilità per costruire questa area di protezione vaccinale attorno al caso. Questo tipo di offerta, valuteranno naturalmente i servizi di igiene e sanità pubblica, si può fare anche on site, dice l'ICDC, cioè sul posto. Quindi ci potrebbe essere anche, dove questo è possibile farlo, la possibilità di andare e vaccinare sul posto coloro che quell'ambito geografico vogliono volontariamente sottoporsi alla vaccinazione. Questo può valere per il condominio, quindi il palazzo, che è fisicamente, diciamo, dove abbiamo trovato il caso, ma può interessare anche la via, un quartiere, può interessare un comune se questo è piccolo, oppure può interessare un distretto. Perché dico il distretto? Perché ci siamo accorti in nelle ultime settimane che queste varianti hanno interessato dei distretti, cioè in punti diversi, uno stesso distretto, quindi allarghiamo anche al contesto geografico del distretto sanitario. Quindi diciamo che oltre a tutto quello che è attorno al caso, anche quello che è più distante, perché comunque questo ci permette di, come si può dire, segnare in verde, no? Un'area, per cui diciamo quell'area è protetta, quindi non solo il testing ma la vaccinazione. Allora, in questi ambiti abbiamo
oltre all'offerta vaccinale, altre cose che abbiamo già avviato ma che dobbiamo rafforzare. La chiamata attiva degli ultrasessantenni, quindi se in quel distretto abbiamo degli ultrasessantenni che non si sono ancora presentati, li invitiamo nominalmente. Questa è una cosa che vale per tutta la regione, ma a maggior ragione, diciamo, a rafforzare questo concetto in quell'area identificata geograficamente, ma anche la chiamata attiva dei soggetti vulnerabili. Noi sapete che c'è una categoria che abbiamo vaccinato per prima, che è rappresentata dai soggetti estremamente vulnerabili. Non abbiamo una copertura ancora del 90% nell'ambito di questa categoria, ce l'abbiamo in media dell'80-dell'81%. Vogliamo far sì che questa sia un'ulteriore occasione opportuna per chiamare direttamente attraverso il codice di esenzione dove rientrano i soggetti estremamente vulnerabili in quell'area che per noi rappresenta un pericolo, perché comunque c'è già la presenza della variante che circola anche spazialmente in quell'ambito, in quel territorio, chiamare queste persone. Poi ci sono i soggetti vulnerabili che hanno avuto la malattia, per cui da indicazione ministeriale viene indicato che nell'arco di 3-6 mesi queste persone facciano una dose di richiamo, quindi una dose, scusate, di vaccino, perché ha una funzione booster, serve a richiamare l'immunità. Le indicazioni dell'ECDC dicono di offrire ai soggetti vulnerabili, cioè quelli che hanno avuto la malattia ma sono soggetti estremamente vulnerabili, non una dose ma 2. Quindi di fare un ciclo completo, perché questo assicura una maggiore protezione nei confronti di eventuali contatti con un virus che presenta varianti, che quindi in un soggetto già vulnerabile può rappresentare una condizione di rischio. Poi sempre un'altra azione che abbiamo aggiunto è quella di riprogrammare in questo ambito circoscritto allo stato attuale la seconda dose, cioè di considerare l'intervallo minimo tra la prima e la seconda. Sapete che tra la prima e la seconda sono di 21 per quanto riguarda il vaccino Pfizer, di 28 per quanto riguarda il Moderna, per quanto riguarda il vaccino Vaxzevria o comunque AstraZeneca, di 4 settimane come intervallo minimo, poiché noi abbiamo l'esigenza di proteggere non solo più persone possibili, ma più rapidamente possibili dove abbiamo questo alert. Chiediamo alle aziende di riprogrammare, quindi di anticipare la vaccinazione delle persone che si trovano in questo ambito geografico ristretto dove è presente la variante. Sì. 35 diciamo abbiamo fatto al momento di media. Quindi questo per chi naturalmente lo può fare, che non è via, che insomma non ha, è tutto un tipo di adesione che viene portata avanti nell'ambito della volontarietà, ma nell'ambito anche della responsabilizzazione, della protezione verso se stessi e verso gli altri. Quindi questa è la nostra strategia. Ma solo con variante Delta o anche con le altre? No, specifichiamo che questo è il piano che noi mettiamo in atto per la variante Delta. Perfetto. In questo momento. Grazie. Quindi ci sono delle zone che noi conosciamo, insomma, quindi ci saranno degli accordi specifici con i direttori direttori generali di quella zona, di quell'USL, quel distretto oppure quella zona limitata. Quindi non sono dei principi che valgono per tutti, perfetto, ma solo circoscritti a quella zona che verrà individuata e quindi avrà un percorso specifico gestito dall'azienda sanitaria di riferimento. Grazie. Solo per la Delta, e sarà l'azienda sanitaria che si mette in contatto con queste persone o che comunque informa la popolazione di quella zona che avviene questa procedura. Ecco. Quindi non è che noi adesso diciamo quelli di quella zona che sanno che hanno nel condominio quella con la variante si presentano, perché ci sarà l'azienda sanitaria di quella zona che preparerà quindi un programma e un ordine di grandezza e poi interverrà con la chiamata diretta piuttosto che con altre misure insomma necessarie, in modo che non abbiamo insomma tutti che telefonano, si presentano eccetera, quindi no. No, scusate, facciamo finire la dottoressa Russo e poi facciamo tutte le domande. Grazie. No, comunque ho finito quello che appunto diceva l'assessore. Al momento la variante è
indicate come varianti che destano la preoccupazione, le cosiddette voci a livello internazionale, sono la variante Delta e la variante brasiliana. Poi, se ne dovessimo avere altre, è chiaro che, contando la sostenibilità, perché dipenderà dal quadro epidemiologico. Voi sapete, l'abbiamo sempre detto, che le nostre misure sono sempre molto tarate, oltre a quelle generali, su quello che è lo scenario epidemiologico del momento. In questo momento quella che desta maggiore preoccupazione, e purtroppo abbiamo avuto una certa diffusione di cluster, è stata la variante Delta, e quindi è su quello. Abbiamo avuto un cluster anche di variante brasiliana, quindi la variante Gamma. In quel caso, insomma, verrà valutato, dipende anche un po' dall'estensione dei cluster, però prevalentemente, come diceva l'assessore, per la variante Delta. Se poi, speriamo di no, ma dovessero esserci altre varianti che rientrano in quelle che destano preoccupazioni, valuteremo la fattibilità e la sostenibilità di questa applicazione, naturalmente valutando anche la dimensione territoriale. Però questo è l'obiettivo, circoscrivere e creare un'area, insomma, di protezione vaccinale attorno al caso. Ecco, grazie alla dottoressa Russo. Allora cominciamo con i giornalisti. Tosatto, Nicolucci Moro, Vanzan. Dottoressa Russo, proprio oggi il ministro della Sanità di Israele ha affermato che, in base ai loro studi, ai loro riscontri, il vaccino Pfizer dimostra un meno 30% di capacità di resistenza alla variante Delta. Tuttavia, parole sue, protegge dalla malattia in forma grave e dal decesso. Sono riscontri che cominciamo ad avere anche noi? Allora, noi come regione credo che l'ambito sia troppo piccolo per poter avere, per fortuna, insomma, al momento non abbiamo di queste evidenze. L'ultimo risk assessment dell'ECDC specifico sulle varianti, che è stato pubblicato il 23 giugno, dice a livello europeo, poi le altre nazioni non so di questa ultima notizia, che comunque il rischio è moderato o basso per i soggetti che hanno fatto la vaccinazione con 2 dosi, perché l'importante è che sia stato completato il ciclo vaccinale. Poi naturalmente questo vale ancora di più, dove il rischio è un po' più alto, per i soggetti vulnerabili. È per quello che abbiamo detto che i vulnerabili devono, se non hanno completato il ciclo vaccinale, completare il prima possibile il ciclo vaccinale con i tempi previsti minimi delle schedule, e poi li chiamiamo attivamente per coloro che non hanno neanche iniziato la vaccinazione. E per quanto riguarda i soggetti vulnerabili che comunque hanno avuto la malattia e hanno fatto una dose, di sopperire, aggiungere un ulteriore booster che è rappresentato dalla seconda dose. Queste sono le evidenze dell'ECDC che sono state, insomma, pubblicate. Adesso è chiaro che ulteriori studi potrebbero aggiungersi. Grazie, Nicolucci Moro. Dottoressa, volevo chiederle una nota organizzativa. Allora, voi adesso sequenziate tutti il 100% dei tamponi positivi, quindi mi spiega meglio l'attivazione di questo network, quando parte e come si distribuisce il lavoro, come si fa, insomma, in pratica? Sì, allora, grazie per questa domanda. Abbiamo appena completato stamattina una procedura ad hoc di cui abbiamo discusso appunto oggi, per completarla, per scriverla in tutti i suoi aspetti, dove abbiamo dato, perché l'avevamo già fatto con delibera, di indicazione di sequenziare tutti i casi positivi. Qui c'è da fare un distinguo, perché il caso positivo che va assolutamente sequenziato è il caso indice. I casi secondari che sono nello stesso ambito familiare non necessariamente vanno sequenziati, perché comunque, l'avete visto anche nelle nostre tabelle, sono legati da link epidemiologico. Quindi può succedere che uno sia il caso indice sequenziato di variante Delta, il marito, la moglie o il figlio non necessariamente hanno fatto il sequenziamento e si hanno sviluppato la malattia subito dopo, perché si considerano collegati al caso principale. Però se i casi sono e permangono pochi,
l'indicazione è di sequenziare il più possibile. Questo sia per una questione di tipizzazione che interessa il livello locale, quindi da un punto di vista delle misure di sanità pubblica, sia perché è molto importante, perché va ad aggiungersi alla banca dati nazionale che fornisce naturalmente poi indicazioni non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Allora, ci sono appunto, come dicevamo prima, abbiamo l'IZS che coordina il coordinamento, e poi le microbiologie territoriali che stanno via via avanzando e quindi procedendo ad affinare le loro attività di sequenziamento. Quelle già pronte sono, l'abbiamo già detto, sono Padova, Venezia e Vicenza, che sta quasi completando, e poi anche Treviso, e poi si aggiungeranno anche le altre. Quindi noi abbiamo fatto una procedura dove abbiamo individuato per ogni azienda i punti principali, diciamo, di afferenza dei tamponi che hanno necessità di sequenziamento, indicando quali sono i colleghi microbiologi di riferimento a cui mandare la mail e avvisarli dell'arrivo del campione, e poi il flusso al contrario per quanto riguarda il referto, per evitare che si perda tempo tra il momento in cui si acquisisce, diciamo, la positività e la tipizzazione al momento in cui si intraprendono le misure di sanità pubblica, che sappiamo sono importantissime, perché questa variante è molto molto veloce per quanto riguarda la contagiosità. Quindi questo è stato praticamente bene descritto in questa procedura. È chiaro che accanto alla procedura, diciamo, organizzativa, che mette insieme tutti i soggetti, chi invia il campione, chi riceve la risposta e chi fa il sequenziamento, c'è anche di base una procedura informatizzata che rende il tutto più semplice e più facilmente consultabile anche da parte nostra per seguire il percorso e poi aggiornare l'andamento e quindi aggiustare quelle che sono o disegnare le strategie ad hoc per soprattutto quello che ho detto prima, la localizzazione della comunità interessata e anche geografica, quindi individuare qual è il territorio che presenta, insomma, diciamo, una maggiore concentrazione di varianti, cercando di trovare la strategia più opportuna. L'ultima cosa, dottoressa, mi scusi, nella possibilità di, come dire, inviare in loco delle equip per i tamponi da fare, che ne so, in condominio piuttosto che sul posto di lavoro, lì vi appoggiate alle USCA? La vaccinazione. Parlavo di vaccinazione. Scusate, i vaccini. Allora lì l'azienda decide naturalmente sulla base dell'organizzazione delle proprie risorse. Possono essere le USCA, possono essere degli infermieri, possono essere, insomma, lì l'organizzazione è lasciata all'azienda che conosce quella che è la propria disponibilità. Ad Avanzan. Dottoressa, buongiorno. Quindi, riassumendo, voi andate a caccia della Delta, cioè andate a caccia con quelli che sono sintomatici e con quelli che non hanno sintomi ma che partecipano volontariamente chiamiamolo, a questo screening di tamponi. Se trovate il signor Rossi che non ha sintomi, che sta benissimo ma è contagioso alla variante Delta, scattano tutte le azioni di cui lei ha parlato, quindi la chiamata diretta agli over 60 al condominio, al luogo di lavoro, la vaccinazione, anche se non ha sintomi. La discriminante non è la sintomatologia, è la positività e la presenza di un soggetto che ha contratto la variante e può diffonderla ad altri soggetti. Finora ci sono stati 27 casi di Delta. Se il piano fosse già stato operativo, avreste fatto tutto questo per quelle 27 persone, in quelle 27 aree, in quelle 27 aree lavorative. Sì, è chiaro che tutto questo si articola, come ho detto prima, anche nell'ambito del sequenziamento, a proposito del caso indice, perché può essere che questi 27, 4 appartengono allo stesso caso indice, quindi era lo stesso nucleo abitativo, lo stesso contesto geografico, come può anche essere che questi 27, cosa che per fortuna non è, fossero sparsi in tutta la regione, a quel punto diventa un'area geografica unica. Quindi diciamo che ogni cosa va valutata molto bene nell'ambito della sua localizzazione, non è una cosa diciamo improponibile, perché per altre epidemie come quelle del morbillo, quando si verifica un caso vengono vaccinati tutti quelli che si trovano per esempio in una scuola o in una manifestazione fieristica, viene offerta la vaccinazione a tutti. Questo è un lavoro molto mirato
che tende, come abbiamo detto prima, a costruire quell'elemento, quell'ambito, diciamo, di Covid free attorno al caso, che è per il caso, ma è per la comunità che è attorno al caso, per le persone che sono fisicamente o per altri motivi attorno al caso. Quindi rappresenta da un lato un vantaggio per la popolazione, dall'altro un vantaggio in senso di sanità pubblica, perché ci aiuta e si aggiunge alle politiche vaccinali che stiamo portando avanti. Dottoressa, si ricorda il mese di gennaio, quando arrivavano messaggi, lettere, mail, telefonate, proteste, perché i vulnerabili, le persone disagiate non riuscivano ad avere il vaccino, e adesso lei ci sta confermando con i dati che ogni giorno ci date con il bollettino che dovete andare a caccia anche di questi, cioè offrire il vaccino. Perché queste persone che hanno particolari problemi e rientrano nella categoria appunto di persone disagiate, vulnerabili, non si vaccinano? Lei che idea si è fatta? Allora, alcune persone non si vaccinano, questo credo e spero che sia una minima parte, perché magari non ricevono l'informazione del fatto che erano già nelle categorie per cui potevano vaccinarsi. Magari non c'è la percezione del fatto che un soggetto sia, avendo un certo tipo di malattia, sia fra quelli estremamente vulnerabili, che corrono maggior rischio nel caso in cui dovessero contrarre il virus. Non diamo per scontato che tutti abbiano la possibilità o gli è stata fornita l'informazione per pesare effettivamente il proprio rischio, quindi il rischio che correrebbe se contraesse non lo sanno. 2, si possono essere soggetti che magari non siamo riusciti a raggiungere a domicilio, per cui fanno effettivamente fatica, e quindi si aggiunge al fatto che siamo in un momento in cui c'è una bassa circolazione virale, quindi si è ridotta quella che era la preoccupazione, il fatto che risulta difficile o complicato prenotare, recarsi a vaccinare, eccetera. Questo lo abbiamo indicato a tutti, per tutto il territorio, di favorire la vaccinazione vicino casa o addirittura a casa. Questo non riguarda solo il tema delle varianti, ma l'abbiamo suggerito a tutti. In questo caso ci sarebbe un'azione più, come si può dire, vicina alla persona, per cui io ti chiamo, vicino a casa tua c'è stato un caso, visto che non sei riuscita a venire, veniamo noi e ti vacciniamo. In sintesi sarebbe questo. Poi ci sono le persone che magari hanno paura della vaccinazione. È chiaro che la situazione vaccinale è spesso legata al fatto che si ha preoccupazione rispetto a quello che può essere l'effetto collaterale di un vaccino rispetto al beneficio, quindi un rapporto rischi-benefici che la persona, insomma, reputa più verso i rischi che verso i benefici. Quindi lì spetta a noi operatori di sanità pubblica avere un colloquio, lo facciamo sempre nella pratica vaccinale, qui probabilmente non c'è stato sufficientemente tempo per dedicarsi a ogni singola persona che magari aveva bisogno di un colloquio, quindi aumentare, questo ci potrebbe dare l'opportunità di aumentare il colloquio con la persona che vuole avere più rassicurazione o semplicemente più informazioni. Quindi credo che sia questo principalmente. Quindi la maggior parte delle persone che non si sono vaccinate o perché sono indecisi, proprio per quest'ultimo che ho detto, o perché hanno avuto difficoltà a raggiungere il punto vaccinale o perché non hanno fatto una buona valutazione del proprio stato di salute. E poi abbiamo una percentuale, per fortuna abbastanza piccola, di quelli che sono contrari ai vaccini da un punto di vista ideologico. Anche questo fa parte della libertà individuale di seguire quelle che sono le proprie credenze. È vero che noi dobbiamo fare di tutto per evitare di andare incontro a una malattia che generi ancora morte, non dico come quella che ha generato nel recente passato, ma assolutamente arrivare e mantenere lo zero dei decessi. Quindi questo è l'obiettivo principale, perché altrimenti l'azione di sanità pubblica non può giustificare, insomma, deve perseguire questo obiettivo. Ecco. Antonella Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno dottoressa. 27 casi di variante Delta che avete evidenziato sono maturati in contesti di non vaccinati? Avete avuto modo di verificare, tanto per farsi un'idea e dell'importanza anche del vaccino? Allora, diciamo che se dovessi dire che da quello che mi risulta a questo momento, perché la ricostruzione dei cluster facciamo anche fatica a pubblicarla, insomma, perché è in continua evoluzione, perché man mano che si allarga l'indagine, man mano che si allargano i testing, cambia la realtà. Io posso dire che il 99% dei casi erano tutti soggetti non vaccinati.
Quindi a nostra conoscenza mi pare che ci sia solo un caso di una persona che secondariamente, tra l'altro, quindi come caso secondario, e poi una persona mi pare che era rientrata da un paese, cioè insomma da un paese dove al momento c'è una circolazione e un'incidenza maggiore. Questo è quello che ci risulta, questo non significa che siano esclusivamente queste, anche perché noi sappiamo che il vaccino non è una protezione al 100%, nessun farmaco lo è, e quindi abbiamo una copertura altissima, una protezione molto alta per il soggetto che si vaccina, ma può anche succedere che ci sia quello che definiscono gli inglesi immunity escape, cioè dei soggetti che non sviluppano gli anticorpi per il virus, che sia variante o che non sia variante. Però l'effetto comunità, no? Quello che vogliamo creare attorno al soggetto, serve anche per proteggere queste persone o che non si vogliono vaccinare o che non si possono vaccinare o che non hanno risposto in maniera adeguata alla vaccinazione. Questo è il concetto di sanità pubblica. Grazie. Grazie, avevamo in sospeso, mi par di ricordare, delle domande sui vaccini all'assessore Lanzarin. Assessore, buongiorno. Volevo chiederle se per cortesia ci può dare le nuove forniture di vaccini. Allora, sì, allora noi abbiamo il 5, quindi lunedì abbiamo ricevuto 173.160 dosi di AstraZeneca e domenica, no scusatemi di Pfizer, no, e domenica abbiamo ricevuto 150.000 dosi di AstraZeneca, domenica, 150.000. Mentre 173.000 il 5 di Pfizer e il 5 30.000 di Moderna. La prossima consegna è il 12, in cui abbiamo Pfizer e Moderna, che sono 175.500 di Pfizer e 65.900, quindi raddoppiamo, di Moderna. Poi l'altra consegna ce l'abbiamo il 26, il 19, scusatemi, c'è una consegna anche intermezza il 19, che abbiamo 159.000 di Pfizer e sempre il 19, 40.600 di Moderna. Ultima consegna del mese di luglio, il 26, 159.000 di Pfizer e 40.000 di Moderna. Non abbiamo oggi notizia su arrivi di AstraZeneca, che ci è arrivata domenica 150.000. Non abbiamo notizia. E noi abbiamo, vi do anche cosa abbiamo a magazzino ieri sera, che quindi abbiamo un totale di 556.000 dosi, che sono così suddivise: 146.400 Pfizer, 58.851 Moderna, 118.121 Johnson, quindi abbiamo un bel po' di magazzino di Johnson, e 236.000 di AstraZeneca. Quindi dai 556.000 abbiamo più di 300, quasi 350.000 solo tra AstraZeneca e Johnson & Johnson. AstraZeneca comunque serve per le seconde dosi che noi abbiamo in programma. Voi sapete, insomma, ci sono tutte le seconde dosi che abbiamo in programma. Cosa diversa è Johnson & Johnson, che essendo una sola dose e che essendo over 60 oggi, insomma, sicuramente non trova una platea così numerosa. Assessore, l'ultima cosa, mi perdoni, ci sono alcune regioni che stanno dando la possibilità, purché si vaccinino anche agli over 60, di fare Pfizer e Moderna. Anche in Veneto è così, o per loro l'indicazione è solo AstraZeneca e Allora, Johnson & Johnson? l'indicazione è quella che decide il medico vaccinatore, quindi se uno poi si presenta di fronte al medico vaccinatore che fa l'anamnesi, valutando il caso per caso, può proporre anche Pfizer o Moderna, insomma, ecco, lasciamo libertà ai centri vaccinali e ai medici vaccinatori in base anche ai vaccini che abbiamo in quel momento in cui uno si presenta. Perfetto, benissimo, grazie. Se non ci sono altre domande, grazie a tutti e alla prossima.